Bella raga, ciao a tutti dal commento veneziano ragazzi, siamo su FIFA 15 e ho giocato un paio di partite io perché ragazzi voglio tra virgolette chiudere la serie, nel senso dopo queste partite ci sarà una pausa da FIFA un po' lunghina perché come ho detto voglio portare altri giochi, quindi ci sarà una bella pausa da FIFA. Mancano 2 giornate, abbiamo 5 punti in vantaggio sull'Arsenal, quindi insomma basta un punto e siamo campioni praticamente. Anzi, io vorrei vincere così non voglio togliere nessun dubbio. Quindi vinciamo questa contro il Tottenham e portiamoci a casa il campionato. Chiaramente ce la guardiamo tutta, ragazzi. È tutto pronto Vai. per l'adrenalina, le emozioni di questa sfida. Un saluto. Devo dire che non ho avuto troppe difficoltà nelle partite insomma, che ho giocato senza registrare. Ho fatto una sconfitta e ho fatto 2 pareggi, mi sembra, il resto vittorie. L'Arsenal ha recuperato qualcosina, però sul mio campionato non avevo mai avuto problemi, voglio vincere il secondo campionato. Poi vediamo quando riprenderò, sicuramente non con il Liverpool, vediamo quando avrò voglia, insomma riprenderò presso FIFA, basta perché ho giocato tanto e niente, voglio portare altri giochi sul canale, l'ho già spiegato. Squadra che oggi vuole rifarsi dopo aver soltanto pareggiato in casa nell'ultimo match, quello contro lo Stoke City. Ma vaffanculo, va. Vengono decise dagli episodi. Sono convinto che oggi è la volta buona per tornare al successo dopo l'1-1 dell'ultima giornata. 1-1 di merda. Dai fioi. Attenzione al Tottenham. Non possiamo mangiarci questo campionato, lo dico già. E deve essere una formalità la vittoria. Dai fioi, che fallo, niente da fare. Bravo Walker. Si può distendere il Liverpool, quello che ha la difficoltà è sempre il campione, c'è anche scritta quando comincio il video, quindi tanti me la chiedono di che difficoltà è dilettante, così no, c'è scritto campione. Sturridge, erroraccio di Sturridge. Dai fioi, voglio vincere contro il Tottenham a Londra, dai. Al piccolo Adeba. Eriksen. Occhio, gol. Grande Marco Reus. Reus che è veramente in una forma strepitosa, Reus, Grandissimo Reus. Mamma mia, cosa fa Reus? Reus! Reus! Dai Reus. Buttala in mezzo. Sbaglia, purtroppo angolo non bellissimo. Recupera Moreno. Vai Sterling, sta facendo un po' di merda di Sterling. Fuori di poco. Ma secondo me con un punto è fatta, cioè già con un punto è fatta, però voglio chiudere con la vittoria. Abbiamo squalificato Diego Costa. Buono il colpo col tacco. Dai, Fiore De Bayor. Pritchard. Capué. Rose. Il Liverpool è pronto per la rimessa laterale. Porca puttana, avevo fatto un'azione con Royce, peccato. Ramirez. Rakitic. Royce ancora, Royce veramente in una condizione sbalorditiva. Ancora Royce, non lo ferma nessuno, Royce non lo ferma nessuno, Royce. Royce! Ancora fuori di poco. 32esimo intanto, White Hart Lane. Ramos, fallo su Ramos. Dai l'espulsione al porco. L'arbitro sceglie il cartellino. Beh, è giusto, non poteva buttarlo fuori. Dai però. Ramirez. Sturridge. E Sturridge se ne va. Sturridge se ne va di gran carriera. Sturridge. Buona parata di Worm. Cioè, devo dire che con giocatori veloci è una cazzata comunque andare in porta, Cioè, io non capisco sta storia, Veramente bisogna a volte... È strano sto FIFA perché in difesa almeno io faccio fatica, però dopo in attacco a un giocatore veloce fai la volata, eccola qua la cagata. Bravo. Dai contropiedone.
Devo giocare offensivo, però io questa mia squadra giocare offensivo. Ce ne frega della difesa. Fuori di poco. C'è anche il Tottenham, ragazzi. A volte capita di sbagliare, non deve abbattersi secondo me. Walker. Lancio di Walker. Ramos. Rakitic buono, Rakitic. Marco Reus. Ramos. Non bello. Recupera il Tottenham purtroppo. Capoue. Pritchard. Si avvicina all'area. Attenzione Pritchard, attenzione, ti prego Migno. Fuori gioco. Boateng. Walker, prova il lancio, a spezzare tutto Ramos. Ramos non è Costa. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 40. 0-0 l'Arsenal vince col Cardiff. Tra i due squadre in campo in questa prima frazione. Comincia ora il secondo. Quindi in questo momento da più 5 a più 3, ragazzi. Capoue. Occhio all'attacco. Occhio. Occhio al tiro. Allora in gioco, attenzione. Sì, da più 6, scusate, da più 6 Serve splendidamente. a più 3, dai raga. Andiamo a vincerla, andiamo a vincerla. Sterling. Ramen Sterling, ma che cazzo fai Sterling? Tra poco ti levo, metto Markovic che ha giocato meglio quest'anno. Starric in curva. Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Purtroppo curva piena. Capoue. Occhio. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. Rose vede Capoue. Aia. Bravo portierone. Roba nostra, vai Rakitic. Facciamo sto gol e portiamo a casa per la Premier. Vai Ramos. E Ramos si invola. Vedi, se è lento non riesco a passare, però se è veloce sicuro. Reus bellissima per Ramos, non ci arriva di poco. Facciamo qualche cambio. Allora, provo la città di Reus in avanti. Al posto di Ramos metto Salvio. No, ho sbagliato. E Markovic per Sterling. Vediamo così. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Proviamole tutte. Attenzione, Pritchard. Capoue. Cerchiamo magari di non perderla, ragazzi. È proprio una squadra rognosa, è la penultima. Diciamo che il calendario non ci ha favorito. Yedlin. Rakitic. Pritchard. Rose. Premia la corsa sulla fascia. No. Mamma mia, cosa ho rischiato. Entra anche la Mera. Eric Lamela per Pritchard. Vai Salvio. Illuminaci con la tua classe. No, non era per te il passaggio, però. Vediamo se Reus riusciamo a sfruttarlo velocemente. In velocità si vede che manca Diego Costa, però è fondamentale per questa squadra. Dai, cazzo, voglio il gol scudetto. Attenzione, Reus. Non ci credo cosa ho sbagliato, mi sono innervosito, l'ho sbagliato, non me l'aspettavo. Ma puttana troia. Dembélé. Occhio, bravissimo Migno. Skirtle. La butta su. Vai la spondona per Reus. Vai Marco Reus. E Marco Reus c'è. E Marco Reus si invola. Ti prego Reus. Dai Reus. Starric, non ci credo. Ancora Reus. Recupera bene il Tottenham. Ramirez sbaglia tutto. Ramirez. Attenti. Oddio no, la mela Eric Ericone.
Ericone. Parte il cross. Difensore sicuro. Bravi. Su questo cross. Vai Royce. Attenzione contropiede micidiale del Liverpool. Royce vede Salvio. Vai Salvietto. Vai Salvietto. Royce! Ecco il tiro. Parata straordinaria. Non ci credo. Non ho parole. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Ma porca puttana, stiamo solo sperare che l'Arsenal, se l'Arsenal ha pareggiato è fatta. Tecnica da parte dell'allenatore. L'unica speranza è quella. Salvio. Salvio. Salvio la mette in mezzo. Royce da solo. Royce! Alla fine Royce! Il gol scudetto di Royce! Il gol scudetto di Royce! Proprio alla fine! Proprio alla fine Royce! Proprio alla fine Royce! Marco Royce! 20° gol di Royce! Che sembra veramente una doccia fredda per la squadra. Blindiamoci. Siamo per la seconda volta campioni d'Inghilterra! E si chiude qui anche il secondo tempo. E siamo campioni d'Inghilterra, non ci credo, finisce col botto. Dunque a casa la vittoria, gli altri hanno avuto maggiormente il possesso del pallone, ma poi Grandi ragazzi, siamo campioni d'Inghilterra per la seconda volta consecutiva. Lascio alla grande il Liverpool. È una statistica ingannevole. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi mandano Grazie, un perché affettuoso saluto, a presto. Ma boh raga, perché non... Ma porca puttana. Ma stiamo scherzando? E non posso andare avanti, oddio che bug. Niente, non posso andare avanti ragazzi, comunque siamo campioni d'Inghilterra. Aspetta ragazzi, eccoci qua con una giornata di anticipo, ci siamo arrivati campioni d'Inghilterra per la seconda volta ragazzi, quindi siamo riusciti a vincere in 2 anni due Premier League, una Capital One e una Community Shield ragazzi, sono molto soddisfatto. Adesso da FIFA, ripeto, bella pausa perché non ho più voglia, non voglio fare video insomma dove non sono ispirato, comunque dove non riesco a registrare con una voglia incredibile. E comunque ci beccheremo con FIFA sicuramente, magari un po' online o con qualche previsione. E niente raga, un saluto del commentone veneziano. All'ultimo secondo Royce ci ha regalato la seconda Premier. Ciao!